Una lista civica Alleanza per il Territorio con esponenti di Fratelli d'Italia e esponenti del mondo civico. Ovviamente, tra l'altro, ci terrei anche a sottolineare che la lista di Alleanza per il Territorio è quella che ha più sindaci, 4. Gloria Paolon di Segusino, Nicola Fantuzzi di San Polo di Piave, appunto Renzo Carraretto di Casier e Andrea Maccari di Giavera del Montello. Questo sicuramente per noi è fonte d'orgoglio. Non solo esponenti del partito nella lista di Fratelli d'Italia che Claudio Borgia presenta con tanto di simbolo a Castelfranco, Alleanza per il Territorio ha anche un'anima civica che per certi versi spariglia le carte in tavola. Renzo Carraretto, sindaco di Casiera al secondo mandato, dato per lungo tempo vicino alla Lega, è il nome che spiazza maggiormente. Il diretto interessato la spiega così. Adesso nel rinnovo a giugno io ho portato tutto il centrodestra. Fratelli d'Italia naturalmente ha partecipato stravolentieri per darmi una mano e io probabilmente da civico oggi sto ricambiando per poter dare una mano anche nell'eventuale possibilità in provincia di allargare questa visione che i civici dovranno riequilibrare un po' tutto l'andamento. Parla di riequilibrio Carraretto, ma tra i tavoli del bar di Piazza Giorgione c'è chi racconta di vorticose telefonate per fargli cambiare idea e riportarlo nell'area gravitazionale del Carroccio. Civico anche il sindaco di Giavera. Fratelli d'Italia ci ha fatto una proposta in cui possiamo collaborare in una maniera attiva e quindi ho ritenuto corretto di poter fare questo passo. Dalle file di Forza Italia arriva Davide Acampora, per anni esponente di spicco degli azzurri nel capoluogo. Per me intanto è un onore essere rappresentante e candidato della città di Treviso, quindi è anche una grossa responsabilità, se dovessi essere eletto, portare la mia esperienza che ho accumulato in più di 10 anni di consiglio, naturalmente anche in provincia. Tocca al consigliere regionale Tommaso Razzolini ribadire un concetto quanto mai appannato soprattutto nella Marca. Non è che corriamo divisi per creare beghe interne in Consiglio provinciale, assolutamente no, ognuno dà spazio ai propri candidati, alle proprie situazioni, però poi l'obiettivo è quello di governare insieme, assolutamente la stabilità del centrodestra è fondamentale.